Il gelo uccide gli innocenti. Il vento si scatenò sul paese, ululava. La gente usciva dalle case. Le donne salivano nere, coi tubei tirati sul viso, gli scialli sconvolti, con le frange nere, rutilanti. Andavano a gruppi serrati alla casa del lamento. L'urlo del vento portava su pastori in velluto e gambali. Era il corteo della morte. Le ave muovevano appena le labbra. Gli uomini calavano i berretti. Le donne, avvolte negli scialli neri, stavano immobili, come statue, e con le radici secche delle mani si segnavano. Nella casa il fuoco restò spento per i primi 3 giorni di lutto. Poi s'udì soltanto lo scalpicio chiodato dei pastori. Misero il giovane Pedro nella sala, fra i ceri accesi su piatti di ferro. Le donne fecero cerchio attorno alla bara. Tra loro un solo uomo. Il vecchio Tottoi, con voce tremula, ruppe il silenzio del dolore per cantare la fine della vita del suo unico figlio.